Buongiorno e benvenuti per questa nostra nuova puntata di 7 in punto. Questa mattina con piacere abbiamo con noi l'assessore Roberto Marcato, assessore allo sviluppo economico ed energia della Regione Veneto, esponente conosciutissimo della Lega. Con lui abbiamo veramente la possibilità di parlare a tutto tondo della situazione che sta vivendo il nostro Paese ma anche la nostra Regione. Infatti il titolo della puntata è Come sta il Veneto, perché sentiamo tante notizie dalle crisi che interessano l'Ilva alla questione Conad, Auchan, a tante questioni che diciamo in questa fine d'anno con la finanziaria ancora incombente stanno rendendo l'atmosfera un po' preoccupata. E allora, Assessore, intanto buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei e a chi ci sta guardando. Come sta il Veneto? La prima domanda che le faccio. Ma allora il Veneto, nonostante il paese, il Veneto sta abbastanza bene, nel senso che è una regione che ha una crescita di PIL che è intorno allo 0,4%, che non è sicuramente la crescita di PIL a cui eravamo abituati in tempi di pre-crisi, ma è esattamente 4 volte la crescita di PIL dell'Italia, perché l'Italia, lo sappiamo, è a crescita zero. E abbiamo un tasso di disoccupazione che è del 6,4%, è uno dei più bassi in assoluto del Paese. Quindi insomma, questi due parametri ci dicono che tutto sommato il Veneto in qualche modo sta rispondendo alla crisi. Il problema vero è che questo è un Paese che ha delle zavorre pesantissime a cui nessuno negli ultimi 30 anni è riuscito in maniera efficace a metter mano. Ecco, si parla tanto di tasse, di evasione fiscale, una delle zavorre è proprio questa, ma diciamo non credo che siamo ai primi posti della classifica da questo punto di vista. Allora, tanto sull'evasione fiscale dobbiamo dire due cose. La prima, che il Veneto è la regione dove si evade di meno. Questo lo dobbiamo dire perché c'è questa favola che si va raccontando da anni, per cui l'imprenditore veneto è un imprenditore evasore e riesce a fare economia perché evade. In realtà i dati dell'Ocse ci dicono esattamente il contrario. Noi abbiamo un tasso di evasione che è grosso modo quello della Germania, più o meno, siamo là. Invece abbiamo intere parti del paese dove l'evasione è praticamente totale. E questo è un problema. L'altro elemento è che questa è una delle chimere che tiriamo fuori ad ogni finanziaria, perché la lotta all'evasione sembra la panacea di tutti i mali, un po' perché si recuperano risorse, un po' perché ci si mette un po' di balsamo sulle ferite dell'anima. Invece il problema vero, per carità, l'evasione cuba ipoteticamente un centinaio di miliardi. Teniamo conto che secondo uno studio della CGIA di Mestre presentato un paio di settimane fa, il costo della zavorra burocratica, dell'inefficienza della macchina amministrativa pubblica italiana è di 250 miliardi, cioè è 2 volte e mezzo il costo dell'evasione. Ma noi ovviamente preferiamo andare a toccare l'evasione per dare in pasto all'opinione pubblica qualcosina, no, glielo ma in chiedo maniera anche efficace. Perché io l'ho chiamata questa mattina per parlare anche appunto del commercio, perché ci siamo incontrati ad una conferenza stampa di cui abbiamo parlato anche nel corso del telegiornale, che secondo me è una via molto bella per salvare i negozi che vediamo chiudono a bizzeffe, soprattutto nelle zone di provincia, perché magari i centri urbani ancora resistono, però le zone di provincia i negozi cominciano veramente a soffrire. E questa iniziativa era molto bella perché ha finanziato la messa in rete di questi negozi per creare delle strutture più appetitose anche per il cliente, però sì, nello stesso tempo anche un modo di vedere diverso, perché si parla tanto di innovazione, no? Lei è partito bene perché con l'industria 4.0, tutto quel programma che ha messo in rete Atenei, ha messo in rete fiere, ha messo in rete un po' tutto il settore economico del Veneto, sembrava insomma di respirare un po' di aria fresca. Anche questa iniziativa molto bella andava in questa direzione, adesso non è che rischiamo di andare un po'... Ma il tema è sempre quello in realtà, cioè noi come regioni in realtà sappiamo amministrare la cosa pubblica e lo facciamo perché essendo vicini al territorio sappiamo di che cosa ha bisogno l'imprenditore. Quindi anche sul tema del commercio abbiamo voluto fare distretti al commercio e dove abbiamo messo in rete non solo i commercianti ma anche gli enti locali, i comuni, quindi c'è questo dialogo fortissimo, abbiamo messo risorse importantissime e sono partiti dei progetti bellissimi.
Tutto questo però rischia ogni volta di essere vanificato dall'incapacità sia gestionale che di ascolto che ha il governo centrale. E questa incapacità la si vede da anni, non è una cosa che dell'altro ieri, insomma, o di oggi, è una cosa strutturale purtroppo di questo Paese. D'altronde, se pensiamo, questo è un Paese che ha il 70% del patrimonio culturale mondiale, ha l'80% del patrimonio storico, ha un patrimonio ambientale che non ha nessun altro paese al mondo. Abbiamo il fashion, il Made in Italy è il manufatto più pregiato al mondo e siamo a crescita zero. Evidentemente c'è qualcosa che non funziona. Quello che non funziona è la capacità della classe dirigente di fare cose che veramente servano. E una delle prime cose è quella di ridurre il costo della burocrazia e dell'inefficienza dello Stato, ma non lo fa nessuno perché è estremamente impopolare e diciamo, elettoralmente non paga. Dunque, abbiamo parlato tanto, tutti i telegiornali ne parlano della finanziaria nazionale, ma in questi giorni è stata licenziata anche la finanziaria della Regione Veneto. Che novità ci sono per quanto riguarda il suo ambito e anche proprio questo progetto che credo verrà riproposto anche per l'anno che viene? Sì, assolutamente, noi abbiamo messo risorse importanti sempre per le nostre aziende, che vorrei ricordarlo a chi evidentemente ha idee diverse sulla crescita, perché preferisce la decrescita felice, che il lavoro si fa solo con l'impresa. Cioè non c'è nessun altro modo, qualcuno ha immaginato di farlo attraverso le assunzioni inutili nell'ambito pubblico, ma non funziona. E quindi bisogna aiutare le imprese a fare impresa e noi su quello ci siamo impegnati moltissimo anche in questa finanziaria, continueremo a fare il lavoro che abbiamo fatto assieme alle associazioni di categoria. Ricordo anche che la nostra è una regione tax free, cioè noi lasciamo in tasca ai veneti ogni anno 1 miliardo e 100 milioni di euro perché non abbiamo applicato l'addizionale IRPEF. E queste sono risorse che vanno sia ai cittadini che alle imprese, perché questo bisogna fare. Il governo sta andando dall'altra parte, invece immagina che aumentando le tasse si possa aiutare l'economia a riprendere. Cioè un ragazzino al secondo anno di ragioneria sa che non funziona così, però evidentemente ci sono vie che noi non conosciamo. Le opposizioni vi hanno un po' attaccato perché hanno detto tax free solo per i ricchi, perché per quanto riguarda il sociale in realtà la spesa non è poi così. Ha visto che hanno fatto questo? Sì, no, ero in consiglio, li ho ascoltati anche con molta attenzione, ma intanto allora l'addizionale IRPEF lascia in tasca a tutti, in maniera proporzionale, ma lascia in tasca a tutti, dal povero a quello meno povero. Dopodiché ricordo anche che noi non abbiamo messo il ticket, quello sanitario, il super ticket, quello che pagano i veneti, è bene che lo sappiate, sono ticket nazionali, cioè sono soldi che vanno allo Stato, non a Luca Zaia o a Marcato Roberto per gestire la regione Veneto, vanno al governo centrale. Quindi quando vi lamentate dei ticket famosi, ho pagato, è tutta roba dello Stato, non c'entra niente la regione. Noi non abbiamo voluto applicare il ticket regionale. Abbiamo fatto interventi importanti, cioè, teniamo conto che su un bilancio come il nostro di 11 miliardi e rotti, 9 miliardi sono dedicati 9 miliardi sono di sanità. Insomma, per carità, se questa non è attenzione. E ricordo anche che è uscito un dato alcuni giorni fa che vede la sanità veneta come la migliore d'Italia. La migliore. C'è un certo orgoglio, insomma, giustamente. Ma insomma, per chi si lamenta tanto, dico benissimo, accomodatevi pure in altre regioni, poi mi fate sapere. Secondo lei l'alleanza famosa PD 5 Stelle potrebbe essere proposta in Veneto? Io non credo, io lo spero, però mi piacerebbe tantissimo. Perché, a parte che le campagne elettorali mi piacciono molto, che sono un'esperienza umana straordinaria, ma se dovesse trovarmi dall'altra parte un candidato che unisce il PD e il 5 Stelle, che quando si davano la mano poi andavano a lavarsela perché si vergognavano, sarebbe una cosa, cioè sarebbe una campagna elettorale straordinaria, io partirei domani mattina. Ma purtroppo credo che non mi daranno questa possibilità. Allora, visto che abbiamo qui lei, diamo un po' uno sguardo anche a questa finanziaria effettivamente, perché ci sono alcuni temi importanti, uno è la sanità, l'ha detto lei, che diciamo quota quasi una buona parte di quello che rimane, però ci sono alcuni segnali importanti su alcune questioni che sono diciamo all'ordine del giorno delle popolazioni venete. Una è la VAIA, il post VAIA, poi ci sono anche cose belle come le Olimpiadi che arriveranno, poi c'è la questione Caseater che riguarda anche il suo assessorato, credo per quanto riguarda invece l'investimento nella modernizzazione di queste strutture.
e il FAS. Ci sono 4 argomenti importanti per quello che rimane. Certo, con l'autonomia sarebbe potuto andare un po' meglio forse. No, decisamente meglio. È che siccome l'autonomia sarebbe la vera spending review di questo paese, non la vuole nessuno perché costringerebbe quelli meno bravi a non fare più gli amministratori. E siccome invece l'Italia è un paese dove c'è posto per tutti, anche per gli incapaci, preferiamo non fare l'autonomia, perché poi questo è il tema vero. No, sul VAIA lì devo dire che il governo sta onorando gli impegni che ha preso con il commissario Zaia, perché è anche commissario per la gestione della crisi dovuta a quel dramma che ha colpito le popolazioni bellunesi. Le Olimpiadi sono una cosa straordinaria perché porteranno nel nostro territorio non solo attenzione ma un indotto economico pazzesco. E mi dispiace per quelli che invece hanno fatto i gufi, hanno fatto i detrattori per tanto tempo, dicendo che questa era una boutade del Presidente Zaia per farsi pubblicità. Ecco, queste sono andate le cose. Sui FAS, lì ricordo che noi siamo stati i primi a mettere dei limiti, che il governo non ha ancora messo, lo ricordo. E appena abbiamo ricevuto ancora nel 2013 informazioni in merito, noi abbiamo riempito le procure di segnalazioni e ci siamo mossi subito e stiamo mettendo risorse importanti su questo tema. Sulle case altere abbiamo voluto, assieme al collega assessore Lanzarin, che lei gestisce perché è di sua competenza, abbiamo parlato con lei di questo argomento. Abbiamo messo 10 milioni di euro proprio per l'efficientamento energetico, perché non si può pretendere che i cittadini facciano efficientamento energetico e siano attenti all'ambiente quando tu, che dovresti dare l'esempio, non lo fai. E abbiamo messo 10 milioni di euro per l'efficientamento energetico di edifici pubblici e gli edifici ATER sono fra questi e avranno un ruolo importantissimo. Approfitto sul tema dell'ATER, siccome c'è molta speculazione politica. Sulla riforma, diciamo sì, così, che vede praticamente una specie di ricontrollo di tutti gli inquilini, esatto. Lo dico per chi non ha seguito. Ecco, adesso noi abbiamo portato in giunta l'altro ieri un provvedimento che vede una lettura più profonda, diciamo, delle varie situazioni con dei parametri nuovi. Perché era giusto apporre dei correttivi, però voglio essere molto chiaro: chi può permettersi di andare in appartamenti privati perché ha la possibilità economica di farlo, lo deve fare. Noi gli edifici ATER li teniamo per chi non può permettersi questo. Quindi, siccome abbiamo scoperto che c'erano persone che avevano redditi e soldi in banca. Secondo lei il fenomeno, diciamo, quanto vasto sarà? Si può dare una... No, io non ho una percentuale, però insomma ci sono dei casi che sono eclatanti, sono obiettivamente eclatanti, gente che ha 300-400 mila euro in banca e paga 30 euro di affitto al mese e tu poi magari hai la famiglia con i bambini piccoli fuori in coda, che aspetta in coda, voi capite che insomma su queste cose qua non si può essere intransigenti, bisogna essere intransigenti. Non si può abbassare la guardia, ovviamente ci sono delle situazioni che vanno valutate perché mettere il semplice parametro dell'ISEE a 20.000 euro magari è tutto quello che uno ha, vanno viste queste cose, quindi nessuno che sarà in condizioni precarie sarà buttato fuori dagli edifici ATER, chi invece può permettersi di andare in un appartamento normale dovrà andare, ho capito, sei abituato a stare là, amen, te ne farai una ragione. Sì, no, infatti ci sono molte letture di questa vicenda, ci sono state anche tante manifestazioni, proteste per gli anziani che magari hanno dei soldi in banca, che però magari servono per... Ma se hai 30.000 euro in banca, 40.000 euro in banca, per carità, ma se ne hai 200.000 non puoi vedermi, perché no, dobbiamo metterci d'accordo sulla concezione di povero, perché se adesso uno che ha 200.000 euro non è povero, vabbè, allora qua mi fermo, insomma, però io devo preoccuparmi di chi non ha nemmeno i soldi per mangiare, quelli sono che devono preoccuparmi, gli altri si arrangiano. È una vicenda appunto che ha scosso un po' tutti quanti, c'è stato uno scossone che non si vedevano manifestazioni da un po' di tempo in Veneto, ci sono state ed è una soluzione. Va bene così, è allo studio noi ascoltiamo da parte della Regione, evidentemente, tra l'altro di una riforma della legge sulle alloggi popolari si parla penso da più di 20 anni, per cui forse è giunto effettivamente il tempo comunque di discuterne, di trovare soluzioni per i casi singolarmente valutati, appunto. Ma ci mancherebbe, certo.
Allora, Assessore, dicevamo prima, per parlare anche proprio dei temi collegati al suo assessorato, come si rilancia? Lei si occupa di sviluppo economico, ci sono dei modelli come questo di Padova che ho citato anche prima, questa diciamo che la parola magica è mettere in rete le grandi risorse che questo territorio ha, che ha veramente imprese che sanno fare imprese a livello internazionale, università che sono ai posti alti delle classifiche internazionali, enti di ricerca. Come si... Ma si fa cosa si vede all'orizzonte? Noi abbiamo proposto questo modello che adesso si stanno copiando anche le altre regioni. Allora io sono partito da questo. Allora, innanzitutto l'imprenditore veneto è un imprenditore che vuole essere padrone a casa sua. Quindi immaginare fusioni, joint venture, altre cose per il Veneto è un po' difficile. Quindi tu devi lasciarlo con la sua azienda, che se l'è creata lui, l'ha costruita lui di notte, quindi perfetto. C'è un tema che, essendo aziende tutte piccole e piccolissime, fanno fatica a destinare risorse importanti per fare ricerca e innovazione, e allora io ho detto, benissimo, ti metto in collegamento con le università, che insomma, quelle venete sono straordinarie, abbiamo visto, l'Università di Padova è una delle prime al mondo, stiamo parlando di eccellenze assolute, e il know-how, la capacità di fare ricerca e innovazione tecnologica che hanno le università, la metto a disposizione delle aziende, mettendo a disposizione ovviamente risorse importanti, le aziende compartecipano a questo investimento e facciamo laboratori di ricerca che servono più aziende. Questa intuizione fa sì che oggi abbiamo 18 reti innovative regionali, oltre 300 aziende coinvolte, tutte e 4 le università del Veneto che lavorano a fianco delle nostre aziende, e abbiamo già investito 37 milioni di euro noi come regione e altri 32-33 li hanno messi le aziende. Quindi stiamo sprigionando oltre 70 milioni di euro tutte in ricerca e innovazione, che è, non mi stancherò mai di dirlo, sono le due parole magiche per essere competitivi non solo in Veneto e in Italia, ma nel mondo. Assolutamente, cioè bisogna un po' rivoluzionare il sistema produttivo. Questo è un modello efficace ed efficiente. Tra l'altro ho visto che hanno sbloccato anche la porta ovest della tratta ferroviaria di Verona per l'alta velocità, speriamo che vada avanti anche quello, insomma che qualcosa si muova, perché effettivamente stiamo lavorando, si sta parlando, la pedemontana avete promesso che finirà entro l'anno prossimo. Sì, nonostante tutti i problemi del mondo e nonostante tutti quelli che dicevano che non si sarebbe mai fatta. Invece quella è un'arteria viaria assolutamente essenziale per la nostra economia. Non c'è dubbio su questo. Insomma, sono stati anni un po' complessi, diciamo così, siamo a Padova parlando anche dell'ospedale, c'è attesissima ormai anche in città, ho visto che è stata firmata la... Sarà l'ospedale di Padova e l'ospedale del nord, quello. Tanta sarà la capacità di fare ricerca e innovazione anche da questo punto di vista, che quello sarà un punto di riferimento. Ecco, ormai la strada è tracciata, diciamo così. Cosa c'è all'orizzonte? Quando è che si vedrà qualcosa di concreto? Parlare di termini per quanto riguarda i lavori pubblici è un suicidio politico, nel senso che siamo in un paese così strano dove figuriamoci. Però insomma le cose stanno andando avanti, abbiamo trovato tutti gli accordi possibili e immaginabili, il progetto c'è già, c'è l'accordo del Comune, della provincia e della Regione, le risorse, perché anche qua non è stato facile, ma ci sono tutte le risorse per farlo, a questo punto qua sono dettagli, ma insomma siamo a buon punto. Siamo a buon punto, sì, siamo in imminenza. Assolutamente sì. Allora, tra l'altro commentando così le cose un po' del giorno, abbiamo visto che stiamo trasferendo, una volta la Lega diceva portiamo giù i nostri uomini al sud per far andare bene le cose, ma sta un po' succedendo questo, direi, nel senso che ho visto che Luca Coletto, il nostro ex assessore alla sanità, ex sottosegretario anche al Ministero della Salute, è probabile assessore alla sanità in Umbria. Beh, se fosse così sarebbe per l'Umbria un bel colpo, nel senso che con Luca siamo amici da tantissimi anni, però se c'è una persona che è capace, che ha visione e soprattutto una persona per bene è proprio Luca Coletto, quindi farebbero un acquisto importante sicuramente. Se l'aspettava lei quello che è successo in Umbria, questa esplosione di queste entità? Allora la forbice è così ampia? No. Che fossimo sopra di tanto sì, così tanto francamente non immaginavo neanche io. Perché secondo lei è solo legato all'Umbria? Perché poi qualcuno ha detto ma i segnali c'erano, le città avevano votato, avevano no, già... No,
è del tutto evidente che come dire, il bluff dei 5 Stelle si sta sgonfiando. Sono stati bravissimi nella comunicazione, hanno trovato questa via nuova della comicità di Grillo come viatico per denunciare criticità anche importanti del nostro Paese. Ci hanno venduto e ci hanno regalato una suggestione, questo è vero, che ha coinvolto anche molte persone, anche universitari, professionisti. Alla prova dei fatti però questa suggestione non ha retto alla richiesta di competenza, che è inevitabile in questo. Per un paese malandato come il nostro ci manca anche che tu non sia competente. Ma quello che sta succedendo in Umbria, cioè il fatto che possano essere, perché effettivamente nelle regioni in cui la Lega praticamente non esiste, e se questo è il trend, e comunque voglio dire il dato nazionale parla comunque sui sondaggi almeno parla di un dato molto elevato, non credo che abbiate uomini a sufficienza in queste regioni fidati, cioè perché poi magari sbagliare in regioni dove magari ci si insedia per la prima volta e magari trovare una persona che poi dopo 2 mesi finisce dentro un'inchiesta non è così facile. Penso che si cercheranno uomini di una certa fiducia. Sì. È un modello che può funzionare questo di esportare comunque competenze? Sì, ovviamente può avere dei rischi, ma anche perché non è che uno ti scriva nel curriculum, ma io potrei anche fare il ladro, cioè non te lo scrive nessuno questo. Però attenzione, perché in realtà in alcune regioni, come per esempio l'Umbria, noi siamo presenti da anni, è che non eravamo così visibili perché poi anche i media non ci davano tutta questa attenzione, eravamo più piccolini, però avevamo già iniziato noi a essere presenti nei consigli, qualche sindaco, qualche assessore, consigliere comunale, provinciale, insomma in alcune regioni consiglieri anche regionali, la Toscana, l'Emilia Romagna, cioè, noi abbiamo iniziato a seminare pesantemente, dopodiché la Lega, a differenza di altri partiti, non è un partito della nomenclatura, no? dei poteri forti, è un partito di base dove tu in silenzio non li vedi, non ci vedi, ma noi siamo presenti dappertutto, nei bar, in piazza, cioè, anche negli anni 80-90 lei che è una vecchia guardia, anche se molto giovane, in realtà Roberto Marcato, però insomma una militanza politica di molto dal lunga, 92. Dal 92 nella Lega. Se lo sarebbe immaginato nel 92 che la Lega avrebbe vinto l'Umbria? No, o che sarebbe sbarcata in Sicilia no, o cose di questo genere? No, ovviamente no, anche perché io sono figlio di una Lega padanista, autonomista, in certi momenti addirittura secessionista, quindi una Lega che nasceva in contrapposizione a un sistema inefficiente che era quello del Sud. Che cosa è cambiato che ha reso possibile questa cosa? Ma l'intuizione di Matteo Salvini di portare la capacità amministrativa dei leghisti del Nord, quel modello organizzativo e gestionale, di portarlo anche a Sud. Cioè lui dice: perché non posso dare anche a regioni che oggi sono inefficienti, non posso dare una speranza di efficienza e quindi di una prospettiva di lavoro? Perché non posso far rimanere i giovani calabresi a lavorare in Calabria? Perché non far rimanere i siciliani a fare imprese in Sicilia? Una volta se fosse andato magari appunto nessuno l'avrebbe ascoltato, adesso però appunto ci crede anche un po' il Sud, questo è un po' il cambiamento che c'è stato. Magari un giorno diranno anche qualcosa di diverso in merito all'autonomia, visto che hanno detto che è un po' la secessione dei ricchi. Ma questo non lo dicono mica i pugliesi, non lo dicono mica i calabresi, i siciliani, i campani, lo dicono le classi dirigenti della Sicilia, della Campania, della Sardegna, non lo dicono i sardi. Se lei, le dichiarazioni vengono fatte sempre dal presidente di provincia, dal deputato, perché hanno paura di dover dimostrare che sono incapaci. Questa è la realtà. Perché quando tu devi far quadrare un bilancio e le risorse che hai sono le tue, tu devi stare molto attento. Se invece ti dicono: guarda che se anche hai un disavanzo, paga mamma Roma, ma chi vuole che si metta a fare... Sull'autonomia andiamo avanti per i piccoli passi, cioè ci accontenteremo del modello emiliano per poi andare a chiedere qualcosa di più, oppure si va sulle 23 materie duri e puri, diciamo? No, allora abbiamo chiesto 23 materie. Le abbiamo chieste e costruite con fior di costituzionalisti, non è un'idea, non siamo messo Luca Zaia e Mesio a decidere come farla, no, l'hanno fatta costituzionalisti, che ovviamente essendo Bertolizzi, professori... tra l'altro alla fine è tornato anche in campo decisamente... Certo,
Sì, ecco, quando mi dicono che è incostituzionale e l'ha fatta Bertolissi, uno cioè, veramente dice, insomma, guarda, ok. E poi magari te la dice il parlamentare che fino all'altro ieri sì, faceva il disoccupato mantenuto dalla mamma a 45 anni, studente fuori corso. Ecco, che ti dica lui che è incostituzionale fa un po' ridere. Noi abbiamo chiesto tutte cose che sono previste dalla Costituzione. Le 23 materie sono così. Quando mi dicono dovete adattarvi alle altre richieste, insomma allora mi dovete spiegare perché si chiama autonomia differenziata. Differenziata vuol dire che è diversa dalle altre, se no si chiama autonomia omologata, ma siccome è differenziata, così dice la Costituzione. Siccome noi andiamo in onda a nord-est, quindi diciamo ci ascoltano 2 regioni che sono autonome in maniera diversa, una sta prendendo una piega, l'altra ne sta prendendo un'altra, nel senso che ho visto che dal Friuli è arrivata una grande mano tesa al Veneto su questa strada e dall'Alto Adige diciamo un po' più difficoltosa. Sì, ma anche io sono sempre per l'autodeterminazione dei popoli. Se l'Alto Adige non si sente italiano, che faccia un referendum e va dall'altra parte, non è che sono molto sereno a questo punto di vista. Cioè, ti senti italiano? Bene, non ti senti italiano? Vai dove vuoi, vediamo se andando dall'altra parte hai tutti i privilegi, i benefit e la carrettata di soldi italiani che oggi ti consentono di fare le strade ricamate, di avere le agevolazioni per le imprese, di avere le agevolazioni per il turismo. Io quando non ho visto più la scritta Tre Cime di Lavaredo sono rimasta un po' male, che c'è Dry-Zin, Lavaredo, è un po' triste vedere non sembra facciamo più... così, facciamo un anno, fate un anno di là, poi vediamo se è così. No, Senta, l'unica cosa che devo chiederglielo, come avete fatto ad andare sotto sul referendum, quello proposto da Salvini in Consiglio? No, allora, il referendum è stato, noi l'abbiamo portato, approvato, ok. Poi la Cassazione ha dato delle precisazioni e noi dovevamo votare quelle precisazioni della Cassazione. E lì c'è stato c'era una consigliera, era uscita, era in atrio, non è riuscita a rientrare, punto, tutto là. Non c'è stato... Non c'è niente Poi c'è stata un'assenza dei Fratelli d'Italia che non ho tanto capito, loro dicono che erano tutti impegnatissimi in quel frangente. Voglio pensare che sia così. Ma tiene questa alleanza in Veneto, questa diciamo del centrodestra storico o da segnali di scricchiolio in vista delle prossime... Ma insomma, allora, noi abbiamo fatto grandi cose come centrodestra qui in Veneto. Se ci saranno le condizioni continueremo così, se non ci saranno le condizioni, insomma, non voglio fare l'arrogante, però ricordo a chi ci ascolta che alle ultime europee un Veneto su 2 ha votato Lega, quindi insomma, siamo molto sereni, se ci sono le condizioni, bene, se non ci sono le condizioni... Cioè voi potete andare tranquillamente anche da soli qui in Veneto, questo è il messaggio, sì, insomma, ma non è un'esigenza, per cui si fa molta più strada insieme, quindi non c'è questa esigenza politica di andare da soli. Se ci sono le condizioni si va insieme. E in Emilia come va a finire secondo lei? Partita vinta senza nemmeno giocarla, io sono convinto di questo. Va bene, insomma siamo verso la conclusione di questa puntata, è stato interessante questo excursus che abbiamo fatto insieme, quello che interessa appunto è però soprattutto che il sistema veneto fatto appunto di piccolissime imprese, artigiani, commercianti, ma tantissime imprese anche che lavorano a livello internazionale, magari con numeri più piccoli ma con grande efficienza, possano continuare a farlo anche nel prossimo futuro, magari appunto stimolate dal pubblico che metta a disposizione reti privilegiate di contatto per potersi muovere. Questa insomma è la strada che mi premeva un po' raccontare questa mattina e che speriamo continui velocemente anche nel 2020. Grazie ad Assessore Marcato. Grazie a lei, buona Speriamo giornata. di averla più spesso con noi. Quando Grazie volete. Anche al nostro pubblico per essere stato con noi questa mattina. Ci vediamo come sempre domani. Buona giornata, arrivederci.